Amici bellini, buongiorno. Ci siamo svegliati con questa intervista a Garcia, capitata proprio come un fulmine a ciel sereno. Sapete perché ne dobbiamo parlare? Un po' per ingannare l'attesa della partita e un po' perché mi stanno arrivando tutti i messaggi privati, lette, viste, quindi rispondo un po' a tutti così. Cominciamo. I rumori. Veramente una cosa che uno si sveglia, fammi vedere un po' le notizie e sono belle pure Garcia, quello è un coglione, una cosa incredibile. Gennaro Cosenza, benvenuto sul canale. Qualcuno magari si iscriverà cercando notizie su Garcia, su questa intervista. Lasciate un like semplicemente perché mi sono svegliato così. Se mi va di lasciare un like. Benvenuti e andiamo a leggere perché gli amici... mi sposto, ecco perché così abbiamo la situazione, analisi tattica, così. L'amico Vincenzo mi ha girato un pochino le parole, intervista a questo Rafael Domenac di Media Carré, dovrebbe essere un media francese, quindi poi, ragazzi, attenzione, se qualcuno parla francese, se qualcuno trova l'originale, andiamo a vedere perché può essere pure che ha utilizzato parole diverse, proprio coglione, proprio non è il massimo del, come si dice, della classe, anche perché poi parla della classe di Mazzarri e a quel punto, uno spunto che mi arriva anche in privato, potevi pure utilizzare parole diverse. Ma andiamo a leggere per completezza, per diritto di cronaca. Gentiluomo, comincia per il primo punto. Il primo affondo, il francese lo riserva appunto al collega, definendolo un tocard, una sorta di sfigato, non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato. Questo è già un punto interessante perché è una cosa che quando si entra in corsa è un conto, però... si dovrebbe usare, dovrebbe essere un uso, è una cosa che Spalletti fece rispetto a Gattuso, disse noi partiamo da quanto di buono si è fatto con Gattuso e cerchiamo di aggiustare, di aiutare e di migliorare, e questo è un punto interessante. Poi chiamarlo sfigato non mi sembra il caso, però insomma la situazione è quella che è. I punti che gli ho lasciato, infatti gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions. Di Mazzarri Garcia ricorda inoltre l'intervista poco elegante concessa quando era ancora sulla panchina del Napoli per spiegare come avrebbe fatto giocare la squadra. Ci ricordiamo, io ho imparato il 4-3-3, come potrebbe giocare, quell'intervista ad hoc che poi portò all'arrivo di Mazzarri. Marudi sfrutta l'occasione soprattutto per dare la sua versione sui 150 giorni vissuti alla guida del club partenopeo, un'esperienza travolgente per l'entusiasmo dei tifosi e la passione che si respirava in città e allo stadio. Ancora oggi c'è chi mi scrive ricordandomi che il tempo è galantuomo, la famosa storia, padre tempo, il tempo aiuta, cioè, vabbè, cose che si dicono nel calcio. Rischi, Garcia comunque ammette, sapevo che mi prendevo un rischio arrivando in un club che aveva appena vinto lo scudetto, di solito non vado in squadre dove non posso far meglio, ma era il Napoli e la Serie A. A Napoli c'era un gruppo sano ma che aveva bisogno di qualche innesto per continuare a competere ad alto livello, anche perché, spiega il francese, inconsciamente i giocatori pensavano di rifare esattamente come l'anno prima. Non funziona così. E qua che gli vuoi dire? Lo sapevamo, anche perché stiamo vedendo il mercato quest'anno come stia dando una mano. Caro armato, questo che me lo chiami? Questo è un gioiello di meccanica. Ma dimmi una cosa, ma ragioniamo, ma mezza capi è antipatica solo a me, io antipatica pure. È antipatica anche a me, ma Per questo Garcia aveva chiesto dei rinforzi negati, voleva un difensore come Aouerd, i nuovi nomi, e un mediano possente. Invece hanno preso giocatori di prospettiva e non è un caso che siano stati prestati altrove. Che gli vuoi dire? Tra l'altro c'era una statistica che leggevo di Lindstrom che non segna tipo da 60 giorni, 60 partite, una cosa incredibile, vabbè. Il francese inoltre voleva che si rinnovassero subito i contratti di Osimhen e Zielinski per metterli nelle migliori condizioni in campo. Il primo è stato prolungato molto dopo, sappiamo come è andato a finire, il secondo se n'è andato da svincolato. Ho visto poi che invece quest'anno hanno investito molto per un difensore come Buongiorno e un mediano come McTominay, osserva Garcia. Errori, insomma alla fine aveva visto giusto il francese, che però è stato scaricato da De Laurentiis, che dichiarò persino che avrebbe dovuto cacciarlo il giorno stesso della presentazione con un coup de théâtre. Il vero coup de théâtre sarebbe stato quello di tenermi e forse si sarebbe qualificato per la Champions invece di finire decimo. Qua ci aggiungiamo
potrebbe anche essere plausibile, non lo sappiamo, perché il Napoli comunque era una squadra non squadra sotto Garcia, per colpa di Garcia, per colpa della situazione societaria in generale, ognuno faceva per i fatti suoi. È un po' la situazione del Milan adesso, se ci ragioniamo, non proprio la situazione della Roma, scatafascio totale, però la situazione del Milan, e vediamo come finirà il Milan. Però ricordiamo anche che De Laurentiis a fine anno disse meglio così, perché poi il meglio così ti permette di azzerare tutto, ti costringe quasi a prendere conto, perché ti rendi conto che l'allenatore serve e deve essere un allenatore credibile, non puoi fare con questa squadra, la può allenare anche Starace. No, e ce ne siamo accorti. E quindi continua e dice, magari ha detto quelle cose perché si è reso conto di essere stato un po' dove coglie, diciamo, e per coprire certi errori strategici. E dire che l'avventura era cominciata bene. All'inizio, racconta Garcia, pensavo di avere a che fare con un gentleman, invece si è rivelato qualcuno che si immischia in cose che non gli competono. Ho pagato il fatto di avergli detto di rimanere al suo posto. Lui mi rispose che non poteva proteggermi se non lo ascoltavo, ma io non ho bisogno di essere protetto. E questa l'abbiamo letta, l'abbiamo vista, perché è un po' detronizzato già da certe dichiarazioni che dovevano rimanere private di De Laurentiis, che poi sono uscite fuori, e poi lo sai che quando parli si riporta, e quindi dovevi evitare questa cosa qua. Poi andava là a Castelvolturno a guardare, e c'è un episodio. Garcia così racconta di un presidente capace di chiamare il giardiniere per far spostare le porte di 50 centimetri, ma che soprattutto che voleva fare la formazione. Qua Berlusconi, perché lui vuole essere un po' Berlusconi. Voleva che facessi giocare 45 minuti un giocatore e poi altri nella ripresa, e non è a 60 anni che mi si viene a dire chi mandare in campo. De Laurentiis è uno che capisce di cinema, ma non molto di calcio. Boso. Prendi il Boso, non ne capisci molto di calcio, pure De Laurentiis sa dire questa frase. A Napoli, sottolinea il tecnico, è mancata anche la gestione interna. Quando arrivai tutti volevano andarsene, e ce lo ricordiamo, ricordate il fatto di Ostica? E si lamentavano di essere pagati poco, perché poi quando vieni dallo scudetto tutti quanti dicono, oh, mamma, vinto lo scudetto, i rinnovi, gli adeguamenti, i regali. Quindi ho lavorato per rimotivare l'ambiente. Il DS Giuntoli se n'era andato e nessuno interveniva quando per esempio Osimhen e Kvara non accettavano di essere sostituiti. Legacy Leao, Legacy Teo, Legacy la situazione del Milan. Episodi poi montati ad arte dai media, secondo Garcia, che spiega come De Laurentiis lasciasse intendere che il vero obiettivo del Napoli era quello di vincere la Champions, ce lo ricordiamo questo. Sarebbe stato più opportuno annunciare subito di puntare alla qualificazione per la Champions e magari tenere Garcia in panchina per riuscirci. Ora io dico subito che Garcia queste interviste può anche risparmiarsele, o meglio, se le vuoi fare, falle di mercoledì, falle di giovedì, quando possiamo fare il contenuto approfondito, che non c'è niente da dire, io mi devo inventare delle cose. Ci sono dei giorni dove il Napoli c'ha, per colpa anche tua, c'ha la settimana tipo, e quindi non teniamo niente di cui dire. Questa sarebbe stata una di quelle interviste che si poteva coprire per bene. Invece adesso lo facciamo come filler, per rispondere a tutti i messaggi privati che mi stanno arrivando e per ingannare un po' il tempo. Tornare indietro è ridondante e riparlare di quella stagione che è abbastanza vicina, quindi ce la ricordiamo, non c'è bisogno di ti ricordi 10 anni fa, ma poi quella aveva ragione, quell'altro era peggio che faceva. Inutile tutto questo. Ci aggiungiamo anche che probabilmente senza il disastrone non si sarebbero messe in atto poi quelle che si sono fatte per questa stagione qua, a partire dalla scelta del tecnico. Ci hai aggiunto Oriali, quanto è bello Oriali, certe scelte anche di mercato importanti che hai dovuto fare per forza, perché quando poi chiami Conte non puoi certamente telefonare ai giardinieri, metterti là, dici ma perché non fai entrare quel Conte? Ti prende e ti accompagna alla porta. Quindi bene così, onestamente è peccato aver avuto questa stagione per raccorgerci e per renderci conto un po' tutti, forse il presidente compreso, che certi atteggiamenti e certe scelte non pagano, e quest'anno ci dobbiamo accollare la stagione con poche partite, però magari potrebbe essere un nuovo lo slancio, ti prendi lo slancio da lontano, fai la rincorsa per poter
per poter rimanere poi in alto un po' più a lungo, perché altrimenti, come dice Conte, la vittoria effimera senza poi le basi che restano belle solide non ti fa rimanere in alto. Va bene così, siamo tutti sereni, vedo un ambiente sereno, un clima sereno e mi fa piacere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo tra poco, la live è già pronta, quindi potete lasciare i like qua, i like sulla live, la reaction e tutte le cose belline, ma sì, potevi evitare di scavare, cioè, tanto le cose che hai detto, bene o male, comprese la micro managerialità di De Laurentiis, le sapevamo già, quindi non c'è niente di nuovo.